quello di fare delle scelte evidentemente quando vado ad acquistare i prodotti al supermercato. Consumare meno cibi confezionati. Gestire bene le nuove generazioni, cioè nel senso che le nuove generazioni sono quelle che più apprendono, quindi mediante le scuole, la raccolta differenziata. Le persone più anziane, diciamo così, tendono un po' a rifiutare questo cambiamento. L'ottima conoscenza della raccolta differenziata e del riutilizzo, poiché se la gente comincia a capire il vero valore che hanno i materiali, automaticamente tenderà in automatico a differenziare e a ridurre i consumi. Abolire le borse di plastica, per esempio. Ritornare alle vecchie sporte in materiale in tela o similari. Fare la differenziata e cercare di riciclare il più possibile, poi magari con una piccola attenzione da parte di tutti si riescono appunto, basta un po' di attenzione di dividere i vari riuscire componenti. a scomporre, esatto, sì, esatto. bene i prodotti. Per me incenerirli. Lo stanno facendo, che io sappia, in grandi città d'Europa, non vedo perché non possiamo farlo noi qua. Beh, credo riciclare, fare una raccolta differenziata estrema, perché a quel punto vuol dire che resta un 10-15% solo di secco da inviare poi agli inceneritori. Io mi ricordo quando studiavo merceologia, tanti anni fa, immaginavo, questo è vero, intanto una raccolta differenziata, ma parlo di 50 anni fa, stoffa, vetro, ferro, queste cose qua, dicevo perché non li riutilizziamo? E poi pensavo, ma è un'immagine che mi ero fatto all'epoca, l'organico lo mettiamo sotto una cupola in modo che produca gas, no? Quindi non avevo delle idee tanto sbagliate. Cosa si può fare? Beh, secondo me, per esempio, se tutte le cose che compriamo non avessero la scatola, il contenitore, il dentifricio fosse solo dentifricio e non avesse anche il cartone, avremmo della carta in meno da eliminare. Cioè tutti i prodotti non avessero il di più che hanno per renderli più appetibili, più belli. Lo si può fare lo stesso anche senza utilizzare cose che poi sono destinate per loro natura ad essere gettate. Dobbiamo eliminare queste cose, tutto ciò che è superfluo. Non utilizzare appunto tutte le confezioni molto accattivanti per il consumatore, ma molto pesanti per quanto riguarda poi lo smaltimento dei rifiuti. No, comprare di meno e utilizzare tutto.